Dopo oltre 2 anni di chiusura forzata a causa dell'incendio che distrusse l'organo e danneggiò seriamente la struttura, la chiesa madre di Favara ritorna fruibile dopo i lavori finanziati con l'8 per 1000. L'apertura ufficiale con una solenne concelebrazione presieduta dall'arcivescovo di Agrigento Don Alessandro Damiano, alla presenza di tutto il clero di Favara, del sindaco e delle autorità civili e militari. Una concelebrazione alla quale hanno assistito tantissime persone, tutta la comunità religiosa in festa per la ritrovata matrice, non solo simbolo di religione, ma anche simbolo dell'intera città. Sono stati 2 anni difficili perché è mancata la presenza della matrice nella città, anche perché una città così grande ha bisogno di un grande spazio e qui a Favara è l'unica chiesa che può accogliere un grande numero di fedeli. Siamo veramente felici anche perché con tutto che è durato 2 anni questo spazio di tempo, le cose sono andate per il verso giusto, perché io avevo paura che si potessero prolungare molto di più. Adesso iniziamo, la città accoglie e oggi è proprio la festa di tutta la città di Favara, tutte le comunità parrocchiali racchiuse e raccolte qui in matrice. È certo che la matrice indica proprio l'unità di tutta la città e quindi anche per l'occasione, oltre che viene il vescovo, il pastore della diocesi, per solennizzare e per dare di nuovo un nuovo input perché la città riprende il suo cammino normale, anche tutti i parroci hanno aderito con estrema facilità e anche con grande piacere di poter celebrare oggi tutti insieme come città in questa matrice. La città di Favara si riappropria della sua matrice, simbolo di fede e simbolo della città. Ed è una cosa molto bella. Dopo l'incidente che io ricordo, ne seguì la notizia fuori dalla diocesi di Agrigento, non pensavo di venire qui. Dopo quell'incendio che ha causato tanti danni, lo sappiamo, lo sa la città, questa chiesa madre, questo edificio di culto che veramente è di grande respiro, non solo per gli spazi che ha, ma per quel respiro proprio che riguarda la fede. Questo è il primo impegno che abbiamo assunto insieme all'Arcivescovo dopo l'incendio del 2020. Avevamo assunto un impegno che era quello di riconsegnare alla comunità ecclesiale di Favara e alla città tutta dedicata il suo simbolo. In meno di 1 anno e mezzo il progetto e i lavori, dobbiamo dire grazie alla Conferenza Episcopale Italiana e all'8 per 1000, dobbiamo affermarlo con fierezza che questo è un lavoro che non è stato fatto con i fondi della Regione e dello Stato, ma quell'8 per 1000 che i cittadini, quelli che oggi sono qui e i fedeli o quelli che oggi sono qui a messa hanno firmato perché una piccola parte andasse per la loro comunità. Ed ecco che grazie a questo sistema, a questo strumento, in meno di 1 anno e mezzo tra progetto e lavori, la Chiesa Madre viene riconsegnata bella, splendente alla comunità ecclesiale, simbolo di unità per i fedeli, simbolo di centralità per tutta la comunità sociale. Una grande e bella emozione, ricordiamo tutti quei momenti tragici perché tutti i favaresi, vedendo quel fumo che si alzava dal campanile e non sapendo il danno reale, abbiamo temuto per il peggio. Fortunatamente dopo un periodo di chiusura siamo riusciti a recuperare questo, che non è un monumento solo religioso, un simbolo per tutti i religiosi e i credenti di Favara, ma è un simbolo dell'intera collettività. Questa cattedrale, questa chiesa madre l'hanno voluta i favaresi a suo tempo ed è un patrimonio di tutta la città. Oggi siamo qui felici, soddisfatti che si possa finalmente riappropriarsi di questo monumento.